Allora ragazzi, siamo in una nuova esplorazione, qui siamo in compagnia di Patti di Occhi di Gatto, eccola qua, ciao! Siamo in una villa pazzesca in cui avevo cercato di entrare una volta, ma era chiusa, adesso è aperta. E insomma, rimanete qui con noi, iscrivetevi, commentate e godetevi questa splendida esplorazione. Siamo in questo salottino, guardate ragazzi questo caminetto molto bello. Qui c'è una foto di un signore, chissà se era il proprietario o qualcuno che abitava quella villa sicuramente. Questi sono dei vecchi ferri da stiro, aspetta che mi metto a posto, dei vecchi ferri da stiro, guardate che belli, guardate che bello questo quadro. Vi faccio una carrellata di questo salottino magnifico. Questa stanza ragazzi è molto famosa, insomma questo scorcio qua con queste due poltrone, la poltrona centrale. Purtroppo ragazzi questa viene nominata la villa del Bianconiglio, ma il Bianconiglio non c'è più, se lo sono fottuti. Qui vediamo degli schizzi d'arte molto belli. Un cavaliere tembrale, perché c'ha la croce rossa. Qui una sorta di arazzo di una scena, sembra di vedere una scena di Versailles in Francia. Qui c'è un signore, anche questo, un dipinto di un signore. Guardate che pazzeschi questi stipiti delle porte, come sono belli. Qui entriamo in una specie di camera da letto. Qui ci sono dei personaggi illustri. Ma questo è Mozart? Secondo te? Questo è Mozart? No. Questo mi sembra Darwin. Ah, Beethoven. Certo. Mozart è questo. Liszt. Questo è Godot. No, Godot. Chopin. Beh, sono tutti, penso, artisti di musica classica, tutti compositori. Guardate che bella questa sedia, molto stile castello questa sedia. Qui abbiamo un lettino, classici lettini di una volta, con questo lampadario. Bello. Guardate la carta d'apparati e guardate di sopra ragazzi il soffitto tutto affrescato, molto bello. Io vado per i cazzi miei Aspetta che arrivo. Ero perso questo lampione qua, scusa. Dimmi. Allora, questa sedia qua si chiama sedia Salmonella, è molto ricercata. No, ricercata no, comunque è molto antica. Tra l'altro questa qui è alla seduta, lo schienale in pelle, e la particolarità è che si chiude. Ce ne sono alcune che si chiudono ancora di più, adesso non so, magari questa ha un blocco, però è molto particolare, a me ricorda una sedia di un castello. Sì. Molto bella. Andiamo di qua. Guardate anche qua il soffitto con questo lampadario bellissimo, ragazzi. Vediamo questa stanza qua. Questo sembra una stanza, un ufficio, uno scrittoio. Guardate, qui ci sono tutti i documenti. Vediamo qua. Diritto amministrativo e diritto cooperativo. Quindi qualcuno che studiava diritto. Guardate che bello quel particolare di quel quadretto con la natività. Bello. Qua ci sono ancora lettere, penne. Bellissimo. Questa stanza, guardate anche il dettaglio qua del ferro da stiro con tutte le carte. Qui guardiamo questo apparecchio di
bicchierini con il control. Bella, veramente bella. Guardate qual è l'entrata. Ah, è l'affresco qua. Sai cosa mi ricorda questo affresco? La stanza della villa di ping pong. Bravo, sì, è vero. No, è bellissimo questa cosa. Guardate, la immancabile. Dappertutto, Sì, no, che Questa è Gritzner, non è Singer, è Gritzner. Un'altra marca sbloccata nei miei collezione di... sarà sempre tedesca. Sì, sì, guardate qua l'affresco, questa chiesa qui. Bello. Qui c'è una foto d'epoca. Questo telefono l'ho già detto in qualche altro video, ce l'avevo in casa anch'io. Questo della SIP. Qui c'è una foto di un signore. Probabilmente qua nella villa, perché il fuori sembra la villa. Qui c'è un telefono che serviva sicuramente per rispondere a chi chiamava da fuori. Guardate questa sala da pranzo, molto molto particolare. Qui è pieno di arazzi dappertutto. Queste sedie sembrano tipo anni 70, bellissime. Questi quadretti di famiglia o degli esterni della villa, con questi particolari di questi animali, molto molto bella. Qui c'è il copricamino dipinto. Guardate che bello questo mobile, ragazzi, guardate che bello. Ci sono ancora i bicchierini, ma questi particolari su questo mobile, questi intarsi, sono molto belli. E in più questo vetro, molto 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 carino. Guardate ragazzi, guardate che bello. Molto molto bello anche questo, guarda l'intarsi che ha questo legno, questo quadro appeso. Andiamo dall'altra parte, qui troviamo del pepe bianco. Qui c'è un corridoio che comunica poi con la stanza che abbiamo visto prima. Qui c'è un enorme specchio molto molto bello. Andiamo in questa che sembra essere la cucina. E infatti c'è la cucina. Milano 13 49. Ah, ma questa era... Carissima Rita. Questa era la... Dall'eleganza delle fruste. Non si capisce. Avrai capito che qui non si capisce. Piano i miei sogni. La faccio tradurre a ChatGPT. Bravo. Qui stiamo camminando, mi dispiace, sulle foto e i fogli che sono stati buttati per terra. Libretto personale, Qui vediamo una vecchia cucina. Queste sono le classiche cucine a gas di una volta. Ah, ma hanno aperto allora? Guardate che bello questo lavandino. Bellissimo. Wow. Guardate ragazzi. Quanti mobili d'epoca. Sì. Qua avevano catastato dopo che è stata abbandonata praticamente. Questa cos'è? Questa è Una bilancia, secondo me può essere. Sì, strana però, non ho mai visto una bilancia del genere. Bloccata però. No, non si muove però questa cosa. Però è una bilancia per forza, faccia dei numeri, un gancio. Eh sì, beh, se qualcuno sa cos'è me lo dica nei commenti. Allora, qua vediamo dei quadri. Grazie. Questo qui era per il Pepe. Immagina Questo qua è Pepe. bellissimo, sì. Madonna. È bellissimo.
Che forte. Questo giornale è dell'83, 1880, no, fondato. Questo quotidiano è del 2012. Quindi si presuppone che nel 2012 qua la famiglia ancora c'era. Io andrei a vedermi di qua, lascio di là. Ah, madonna, questo è uno spremiagrumi in vetro. Non ne ho mai visto uno, io sono abituato ai spremiagrumi di plastica. Andiamo di qua, che mi accoglie questa signora con uno sguardo un po' austero, oserei dire. Di qua cosa c'è? Siamo entrati da di qua. Ok, qua c'è la scala. Ok, siamo ritornati nel corridoio e andiamo su per la scala. Io quasi no, non prendo la torcia, tanto si vede lo stesso, così vedete esattamente la luce che vedo io. Andiamo di sopra su questa scala piena di quadri, ragazzi, piena di quadri, non si vedono molto bene. Saliamo sopra. Quanto va su? Madonna, c'è altri due piani. Vediamo. Qua presuppongo ci siano le stanze da letto. Questo era un bagnetto. Guardate. Bagnetto piccolino. Qui stanze da letto bellissime. Questa stanza da letto con questa bandiera italiana, bellissima, bellissima. Guardate ragazzi, qua ci sono io, ciao, e qua ci sono dei quadri. Questa è la stessa persona che abbiamo visto prima. Ci sono disegni artistici, bellissimo. Guardate che bella questa bandiera. Questo scorcio con questo letto, questa bandiera, questo arazzo, molto 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 bello. Andiamo di qua. Io mi sto perdendo in queste stanze, ragazzi. Guardate questo, qui mi immagino una signora che si truccava al mattino, accendeva qui la luce e si truccava. C'è lo specchietto, i prodotti struccanti, una spazzola. Bello, mi immagino una vita quotidiana qua dentro, come si faceva una volta. Qui un altro letto, pieno di letti ragazzi, pieno di letti. Andiamo nell'altra stanza. Wow, guardate quella stufa che portava il calore in tutta la casa, che bella, guardate. Si chiama Zephyr, non conosco questa marca, però è la prima stufa che vedo fatta così. Di solito le vedo in ceramica o in ghisa. Guardate che bella questa stanza, ragazzi. Chi viveva qui viveva bene, viveva nello sfarzo in una casa bellissima. Bellissima. Io vado in giro per le stanze. Wow, guardate questa stanza ragazzi, questa era una culla di un bambino, hanno buttato dentro robe, ma guardate che bella questa culla, molto antica. Questo letto meraviglioso in legno con questi motivi, questo era un letto grandissimo, qua ci stavano anche 3 persone, mi immagino i genitori con i bambini che venivano a letto e ci stavano tutti quanti con il calore della stufa qua d'inverno. Magari mi immagino questa scena, ragazzi, i bambini che si svegliano, vengono qua dai genitori, in questa stanza il calduccio e fuori da queste finestre magari la neve che cade con queste carte dei parati, bellissima. Ditemi voi se riuscite a immaginare una scena del genere.
E magari svegliano i genitori per dire è arrivato Babbo Natale, è arrivato Babbo Natale. Bellissima. Io mi sono immaginato... Allora, siamo in primavera, quindi immaginarsi l'inverno non è che sia proprio la morte sua, però comunque ti viene da pensare questa cosa. Guardate questa stanza, ragazzi, guardate questa stanza. La stanza aveva anche il lavandino con cui si lavavano il viso, si facevano le preparazioni dopo essersi alzati. Il vasetto da notte. Mi viene a pensare, avendo il vasetto da notte, che ci fosse una persona anziana. Molto molto bella. Vediamo se mi sono perso qualche stanza. Qui dove si va? Qui si va a un bagno. Questo è molto più grande di quello che abbiamo visto prima. Guardate che bello questo bagno. Saponetta CPO, la marca di fiducia. Non so se produttore di olio di oliva. Ah, una saponetta all'olio di oliva, non avevo letto. Qua c'è ancora il Mentadent. Guardate com'era la marca Mentadent una volta, com'era la grafica. Bellissimo. Intima di Carinzia, detergenti in crema. Sodio bicarbonato. Bello, bello questo bagno, mi è piaciuto. Qua ci sono ancora gli stracci, la carta igienica, qualche prodotto. Bellissimo. Ora, vediamo se abbiamo visto tutto di questo piano. Mi sembra di sì. E andiamo al piano superiore allora a questo punto. Ci accoglie un lettino lì che sembra quello di un bambino. Prima avevamo visto una culla piccolissima, qua è un bambino un po' più grande, ma comunque un bambino. Qui cosa abbiamo? Altre stanze. Qui un altro bagno sulla falsariga del primo che abbiamo visto. Uno spagnoletto di... non so cosa sia questo. Guardate, oh che bella questa stanza, molto carina. Guardate che questo lampadario fatto, penso, a uncinetto, a mezzo punto. Bello, non intendo dire uncinetto a mezzo punto, ho detto io così. Qui abbiamo un qualcosa per pulirsi la mattina. Avevamo anche il divanetto in vimini. Bello, molto bello. Qui un giradischi, un mobile giradischi, guardate che bello. Che bello ragazzi. Io adoro i giradischi. Bellissimo. Qui i ragazzi erano appassionati di arazzi, ce ne avevano ovunque. Qua abbiamo un'altra stufa. Questi sono dei cosi in pietra, non si vede molto bene. Forse ho visto una stanza bellissima qua. Cos'era questa stanza? Questa era uno studio o qualcosa. L'Arioste Les Brigands. Sono dei testi in francese. Qui avevano degli attrezzi da lavoro. È strano che al secondo piano ci siano degli attrezzi da lavoro. Di solito queste cose le vedi nei piani giù, insomma. Qui c'è un vinile. Molto probabilmente lo ascoltavano con i giradischi che avevano messo di là. Qua non mi fido molto perché il pavimento è un po' rovinato. Andiamo di qua. Mi sono già perso. Qua ci sono tanti strumenti di lavoro. Vediamo di qua.
strumenti di lavoro. Io adesso a sto punto, l'ultimo piano, non so se sia interessante perché immagino ci siano un sottotetto. E infatti c'è un sottotetto, non vado direttamente giù. Allora, l'esplorazione l'abbiamo fatta, ci siamo visti questa bellissima casa, molto molto bella. Molto molto bello. L'ultimo piano è un sottotetto anonimo, infatti non ci sono andato perché sapendo. No, però ci sono delle cose di ferro belle. Ah, nel sottotetto? E allora lo vado a vedere. Dove ci sono anche i sotterranei. Ci sono anche sotterranei che io non ho visto. Ah, ci sono? Lui l'abbiamo trovato proprio giù. Ma ci saranno le botti. Sì, classico da villa. Come l'hai trovata rispetto alla prima esplorazione? Come l'hai trovata rispetto alla prima No, esplorazione? uguale. È solo qualche settino cambiato, ma ci sta. Non sono personalizzate. Quindi non è stata vandalizzata? No. Andiamo di sopra perché mi hanno detto che ci sono delle cune in ferro bellissime. E dove sono? Me la rischio? Beh, quella è una culla, credo. La Patti mi ha ingannato, non c'è niente. No, non mi fido. Vabbè, non c'è niente. Ragazzi, questa esplorazione è finita qui. Spero vi sia piaciuta questa villa molto molto bella, piena di cose. E niente, se vi è piaciuta questa esplorazione mettete un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale anche di Patti che sbucherà la porta. E noi ci vediamo alla prossima esplorazione. Ciao ragazzi. Corda, cosa hai fatto? Ho lasciato un segno indelebile, una traccia di Corda Stein dentro questo palazzo.